Ok, amici e amiche di Dentro Fuori Channel, ci accompagniamo in questo nuovo streaming per vedere questa bellezza che non ci aspettavamo, perché in genere questi nuraghi che non sono comunque nominati o comunque non hanno voce in capitolo rispetto ad altre strutture, invece abbiamo trovato una struttura che ha molto da dire. Abbiamo trovato una scala intramuraria da cui ci siamo infilati, perché comunque il nuraghe è molto sottoterra. Possiamo dire, visto così dall'alto, che parliamo comunque di un 5-6 metri d'altezza, ok, come lo vediamo da qui. Siamo di fianco alla vecchia orientale sarda, strada statale 125, e ci godiamo questa bellezza. Come vedete, qui c'era una scala intramuraria che portava qui alla sommità del nuraghe, con la Tolos ora sveltata. Qui purtroppo, come vedete, sono stati dei crolli, ma se riusciamo un attimino, quindi avete visto, abbiamo già perso la connessione, quindi non entreremo all'interno del nuraghe, anzi adesso scenderemo dal nuraghe, dalla vetta dove ci siamo arrampicati. Quindi chiediamo scusa se in questo momento vi daremo immagini non troppo, perché cerchiamo appunto il modo di riscendere da dove siamo saliti. Ok, perfetto, non abbandonateci, perché comunque stiamo streaming in a caccia di nuraghi e in Dentro Fuori Channel. Eccoci qui, aggiriamo la struttura. Perfetto, aggiriamo la struttura. Come vediamo abbiamo accennato ad un probabile monotorre che qui comunque ha delle altre situazioni, forse degli ingressi con questi bastioncini che ricordano e richiamano un po' in maniera più piccola il nuraghe Azoru nelle vicinanze a San Priamo. Scendiamo ancora, cerchiamo di capire. Ecco qui, sì, guardate, qui abbiamo chiaramente le finestre di scarico, come vediamo. Abbiamo un altro ambiente, proviamo ad avvicinarci, e questo è totalmente coperto, signori, totalmente coperto. Abbiamo degli ambienti comunque non meglio identificati. Ok, riusciamo, avvolgiamo questi bastioni che fanno capo al nuraghe Bacchus Ortum. Dovrebbe essere in territorio di Tertenia, ma non ne siamo sicuri, poi lo aggiungeremo comunque in un secondo momento sul canale e sulle descrizioni di questa avventura. Come vedete stiamo girando attorno al perimetro del nuraghe. Eccoci qua, e qui abbiamo appunto l'ingresso principale. Come vedete non proviamo ad infilarci perché sicuramente perdiamo la connessione. Una struttura anche poderosa, se vogliamo, appare svettata, però eccoci qui. Proviamo ad avvolgere il perimetro. Ricordatevi che poi pubblicheremo. Ok, come vedete abbiamo riperso la connessione e siamo all'esterno. Immaginiamoci se entriamo all'interno. Allora, ecco qui, siamo nuovamente dal vivo. Abbiamo questi bastioni, dicevamo questo è il nuraghe. Qui abbiamo dei bastioni che comunque
danno appunto la base d'appoggio a quest'altro gioiello della nostra storia. Qui come vediamo sotto i lentischi abbiamo un paio di diversi rifasci murali probabilmente, o forse proprio un punto d'appoggio costruito per tirare su questa struttura. Il nuraghe Baku Sortu. Non abbiamo notizie come vi abbiamo detto, ma comunque tutto quello che poi troveremo nel merito cercheremo di pubblicarlo. Anzi, vi chiediamo nel merito e nella fattispecie se avete notizie storiche o archeologiche più definite di questo nuraghe, di farcene partecipi, così possiamo comunque dare maggiori notizie e dare più voce a questo gioiello, perché noi andiamo a caccia di nuraghi, abbiamo cacciato anche il nuraghe Baku Sortu, come vedete i nostri sacrifici continuano, quindi vi invitiamo ancora, abbiamo bisogno di voi, vi preghiamo di supportarci, perché comunque il vostro supporto è estremamente importante per poter portare avanti ancora questa nostra follia in cui noi crediamo. Per crederci chiaramente abbiamo bisogno di voi ci avete messo in condizioni di crederci, non abbandonateci, anzi continuate a tutelarci, facendo sì che il nostro canale possa sempre più andare avanti e dar voce a queste strutture, anche perché poi comunque se riusciamo a incorporarci in un'unica voce potremo anche fare di più, oltre che ridare voce con queste riprese, comunque dire qua c'era un nuraghe, o comunque ci sono i resti di un nuraghe, o comunque c'è ancora molto di lasciato dai nostri avi. Quindi è opportuno che comunque ci mobilitiamo per tutelare la nostra storia. Purtroppo non abbiamo ancora capito che abbiamo dei tesori che fanno invidia a tutto il mondo, ok? Come diceva Nicola Dessì, anche gli egizi diventano rossi al cospetto della civiltà nuragica, perché noi abbiamo le maggiori risultanze archeologiche, chiedo scusa, per chilometro quadrato. Quindi dal nuraghe Baku Sortu vi mandiamo un grossissimo abbraccio, un grossissimo saluto, ricordandovi che manderemo poi le immagini in differita, pubblicheremo un video in differita di quello che abbiamo visto dentro il nuraghe. Un abbraccio dal nuraghe Baku Sortu, dentro Fuori Channel, iscrivetevi al canale e accendete la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nostri caricamenti. Nuraghe Baku Sortu. Ciao a tutti e buona serata, un abbraccio. Iscrivetevi a Caccia di Nuraghi al gruppo e mettete un bel like alla pagina, perché anche lì ci date possibilità di continuare a portare avanti la nostra follia. Ciao, grazie amici, un abbraccio sincero e grande, ciao.